Amici, eccoci qui, ma Sì. si fa presto a dire remare in gondola. Ma la forcola, La forcola. cioè lo scalmo, Lo scalmo. è un elemento importantissimo della gondola, perché come la macchina che ha le marce, la forcola ha varie posizioni. Ovviamente noi questa roba qua l'abbiamo appena imparata e vogliamo condividerla con noi, vero Nicolò, il nostro gondoliere Nicolò? Quali sono queste posizioni? Quello è il sottomorso. 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 Che è come la prima fosse marcia. la prima marcia. Poi qui è morso. Morso. Seconda, terza, quarta. Seconda, terza, quarta. Quando la gondola è avviata. Questa è la sanca. Sanca. Serve per girare subito Sanca. a sinistra. Sira, prima. che vorrebbe dire anche un po' zoppa, sanca zoppa sarebbe. Quando invece dobbiamo girare tutto a destra, sottomorso da prova davanti. Sottomorso davanti per girare dall'altra parte. E via. Magari in drio. Marcia indietro. Marcia indietro. Sottomorso, marcia indietro. E qui è la sanca. E sanca Questo indietro. qui è la sanca e questo è il nasello. E il nasello che pensavo fosse un pesce da mangiare ogni tanto. Grazie Invece, Nicolò. grandissimo Nicolò. Vedi che vogare è un'arte. Altro che un'arte, amici, siamo nella città più bella del mondo. A bordo di un mezzo di trasporto unico al mondo. Noi siamo Carlo e Giorgio e ad ogni puntata incontreremo per ora in collegamento un ospite diverso. Chiacchierando insieme in giro per i canali, conosceremo qualcosa in più di lui e di questa città. Guarda, l'ospite di oggi sì. non ha bisogno di presentazioni. No. E quindi non lo presentiamo. Ma no, è un modo di dire, dai. È più di un musicista, è un pezzo della storia della musica italiana. Ma poi non è solo un musicista, perché lui è un vulcano di attività, di idee, pieno di risorse. Insomma, siete curiosi? Scopriamo insieme chi monta in gondola. Sigla! Amici, buonasera! Siamo in Canal Grande e tra poco passeremo davanti alla Basilica della Salute. E con questo speciale scenario è un onore per noi dire oggi che monta in gondola con noi Red Canzian. Ciao ragazzi! Ciao Red! Che meraviglia! Ma grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto Red nel nostro salotto galleggiante. Dove sei di bello? Sono a Treviso, a casa. Bene. Senti Red, ma un personaggio come te, con una carriera come la tua, che ha girato il mondo, ha suonato dappertutto, ma ti era mai capitato di fare un'intervista in gondola? No, però su quel canale un anno, nel 96, quando facemmo Teleton, ho cantato su una scena che è passata proprio davanti a San Marco, per la Rai, con le riprese, e devo dire che Venezia ti emoziona sia che tu la veda dall'acqua, che tu la veda dalle fondamenta. Venezia è un'emozione, Venezia è un modo di sentire il bello, perché guarda cosa stiamo vedendo in questo momento. Io quando ho fatto la sigla iniziale mi sembrava di essere dentro al mio Casanova, perché ho rivisto posti che useremo anche noi. E adesso ci arriviamo, fra poco ci arriviamo, ma se nel tragitto vedi qualcosa, qualche palazzo che ti piace, ti incuriosisce e vuoi chiederci che cos'è, chiedicelo pure, che tanto risponde Nicolò il gondoliere. Perché noi non sappiamo niente. Eventualmente vi chiedo anche se potete comprarvelo, che io lo accetto volentieri come dono, insomma. Va bene. Senti Red, noi ti abbiamo presentato come un personaggio talmente famoso che non ha bisogno di presentazioni. Del resto su di te
e sui Pooh naturalmente si è già detto tutto, che noi non siamo in grado di dire nient'altro di più, però quello che ci interessava sono i tuoi 1000 altri interessi, perché sei uno che non si ferma mai, che è pieno di passioni, interessi, i bonsai, oltre alla musica, dipingi, scrivi, scrivi. Ecco, volevamo chiederti, ma queste passioni ci sono sempre state e ti hanno sempre accompagnato o sono cresciute e nate nel tempo? Ma guarda, il mio problema fin da piccolo per i miei genitori è stato quello di riuscire a contenere tutte le mie passioni e le mie voglie. E grazie a Dio loro l'hanno sempre fatto e anzi sono stati i primi a sostenerle, no? Per esempio la passione per la musica, sono stati i miei primi fan che mi accompagnavano a fare i primi festival, le prime serate. Non ho mai provato in vita mia, neanche da bambino, il senso della noia. Ecco, io non ho mai detto mamma, mi sto annoiando, perché avevo sempre un casino di roba da fare e non mi bastava mai il tempo. Credo, poi crescendo mi sono domandato perché e credo che di aver capito, credo che la vita sia talmente breve, anche se dura 120 anni, è talmente poca rispetto al bello di poter fare un sacco di cose, di sentirsi presenti, partecipi all'interno della tua vita, all'interno di quello che ti sta succedendo, che non si può star lì ad annoiare. Non si può, esatto. Capito? Siamo d'accordo. Senti una cosa, spesso Red, la tua carriera, il tuo lavoro ti ha portato ad essere un po' lontano, no? Ma eppure tu sei sempre rimasto attaccato alle tue radici, che poi sono le nostre radici. E non a caso sei proprio anche il volto della regione Veneto. E allora la domanda è: come ci si sente? Com'è essere in qualche modo l'ambasciatore di questa meravigliosa regione, soprattutto poi in questo momento particolare che stiamo vivendo? Beh, in un momento come questo che Venezia, che è una città d'arte che vive di turismo, Verona, le grandi città d'arte del Veneto, ma tutto il Veneto, insomma, sta soffrendo, ma come soffre il mondo, come soffre tutta l'Italia per conseguenze dovute a questa pandemia. Io credo che mi ha inorgoglito, mi ha reso felice poter essere testimonial della mia terra. Io sono diventato famoso grazie a tutte le regioni d'Italia e quindi dovrei farlo per tutte le regioni, ma è ovvio poi per la tua terra c'è un battito di cuore diverso, no? Diverso dentro al tuo petto, perché è casa tua. Sì. Senti Red, ma venendo proprio a Venezia invece, raccontaci qual è stata la tua prima volta a Venezia, magari che ne so da bambino o tantissimi anni fa, la tua impressione, il tuo legame con Venezia, proprio la prima immagine che ti viene di Venezia. Prima voi siete passati davanti a un palazzo che credo fosse a fianco a quello dove una mia zia, che era piccolissima, era alta 1,30 m, credo, la zia Giovanna faceva la custode assieme al marito che invece era un omone grosso e io andai a 4 anni e mezzo, 5, non di più, a trovarli e mi ricordo che arrivammo in questo strano posto dove l'acqua era la padrona, in questo pontile dove loro ci ricevettero, entrammo, mi ricordo ancora questo palazzo con questi mobili tutti lavorati, scuri, era un palazzo molto ricca, dove appunto loro facevano i custodi, i governanti, un pochino così. Mi ricordo la cosa che mi colpì e che mi affascinò fu questo rumore dell'acqua che sembrava un chiacchiericcio delle femmine dentro ai cani. Ecco, l'acqua faceva questo rumore e io ricordo che non mi è più andato via. Poi sono tornato a Venezia, credo tanti anni dopo, ne avevo 16-17, era la nebbia, era d'inverno e io mi ricordo questo silenzio, il rumore di qualche "Oe Poppe" che si chiamava sulle curve perché era all'imbrunire, si vedeva molto poco, ma c'era una magia con questa nebbia tra i ponti, il profumo, perché per me Venezia ha un suo profumo. Qualcuno dice che a volte dai canali sale anche un odore magari poco, no, ma quello ma secondo me non è vero, perché non è vero.
l'acqua salsa comunque aggiusta sempre un po' le cose, e comunque Venezia è acqua, non si può, non si può disgiungere. Ma vedi Red, tu sei proprio veneziano fine, e la venezianità è già nel tuo cognome, che nonostante che molti lo pronuncino con Canzian, esatto, gli stessi che dicono Benetton o Coin o Trevisan, in realtà è Canzian. Canzian. Cioè, qua a Venezia ne parlavamo anche insieme qualche giorno fa, che se Campo San Cancian e San Canzian, cioè sei proprio nella città. E tra l'altro qualcuno ha ben pensato a farmi santo in epoche lontane. sì. E non solo, ma c'è una commedia del signor Carlo Goldoni che si chiama I Rusteghi, dove uno dei protagonisti è proprio il signor Canzian. Sì, i Rusteghi la conosco benissimo. Come tu sai, i Rusteghi erano definiti da Goldoni degli uomini aspri, zotici, nemici della cultura, del conversare, della civiltà, al contrario tuo, che invece sei una persona gentile, sempre splendida, sempre equilibrata, disponibile. Allora la domanda che ti facciamo è che hai voglia, ti prego, dici di sì, hai voglia di interpretare questo tuo antenato un po' rustego in questa scena che è tratta dal primo atto, scena 9 della commedia dei Rusteghi. E allora cambierò anche la voce. Ecco qua. Un mito. Che c'è una roba storica questa. Allora io farò Lucietta, la moglie. Signora Felice, la moglie. Mentre tu... Ma aspettavo di meglio, sinceramente, come Però, diciamo che non abbiamo badato le spese sul trucco. Però Red, se cala un po' la tenebra, non è male. Adesso il buio sapete. Insomma, mentre tu, Red, sarai il signor Canzian. Il signor Canzian. E allora signora Felice dice: signor Canzian, vi ricordate che stasera dobbiamo andare all'opera? All'opera non che vado. Ma come? Questa è la chiave del palco e me l'avevi pur comprata vu? L'ho comprata perché m'ave insingana su, ma all'opera non che vado e non avete andare neanche vu. Grandissimo. Un mito, Red. Praticamente qua abbiamo fatto la storia. Abbiamo recitato i Rusteghi in gondola insieme a Red Canzian. E invece, riprendendo il discorso, il signor Canzian, Red Canzian, all'opera ci va, e come? Perché, come dicevi prima un po' tu, e adesso lo riprendiamo davvero, a gennaio 2022 comincia questa grande sfida, Red. Raccontacela un po'. Ma sai, adesso, per essere seri per un attimo, io da 2 anni sto lavorando a quest'opera dedicata a Giacomo Casanova, tratta dal libro di Matteo Strucul, ragazzo di Padova, autore di successo nel mondo di romanzi storici, che ha scritto Casanova, la sonata dei cori infranti. Ed è una trama perfetta, per cui io mi sono messo, l'ho chiamato, abbiamo scritto la sinossi di tutta l'opera e mi sono messo a scrivere. Ho scritto 2 ore e più di musica completamente inedita, abbiamo raccontato la storia attraverso le canzoni, ci sono pochissimi dialoghi, ecco perché l'ho chiamata opera pop, e ci sono 25 performers in palco straordinari, 14 ballerini e 11 attori, cantanti magnifici veramente, che arrivano non ho detto una cosa, che parte proprio da qua a Venezia, dal teatro Malibran. Partirà dal Malibran il 20 di gennaio. Perfetto. Dio permettendo e Covid finendo. Vogliamo partire a regime col teatro, perché è un'opera importante, quindi c'è bisogno di avere i teatri pieni. Un po' perché la gente ne ha un gran bisogno, una gran voglia, un po' perché ne abbiamo bisogno anche tecnicamente di avere i teatri pieni per poterci permettere uno spettacolo così importante. Che sia sostenuto. Esatto. Senti Red, ma a tal proposito, senti, a proposito del tuo Casanova, chi ha voluto salutarti? Guarda,
Ecco Red, Ah, sei venuto nell'atelier dopo che mi hai fatto tagliare 650 km di jeans da lavorare, da sbiancare, da fare. Comunque stiamo partendo con questo meraviglioso progetto di questo Casanova tuo fantastico, musica meravigliosa, testo stupendo e io spero di essere all'altezza di poterti seguire in questa grande avventura. Ciao Red, buon lavoro. grandissimo Stefano Nicolao, Grande Stefano. Hai grande visto? Stefano. Hai visto che sorpresa, Red? perché i Sì. costumi saranno fatti di stoffa di jeans che mi ha dato il mio amico Renzo Rosso e Stefano Nicolao è andato a tagliare veramente chilometri di stoffa e poi adesso 750. viene lavorata, scolorita, ricolorata, insomma, però i costumi saranno fatti con questa stoffa di jeans, ma nel Red, Attenzione, Red, scusa, scusa. Red, Cosa succede? Ma chi è costui? Chi è Casanova! Ma è Casanova. È Casanova questo. Ma è appena scappato. Perché sì, perché una voce mi diceva non restare chiuso qui nei piombi. ma resti qui, signor Casanova. Mi dispiace, devo andare, Ma dove? ma il mio posto è là. A San Giorgio, sì. Ma vuole dire qualcosa, Red? C'è Red Canziani. Sì, voglio dire una cosa. Io ho amato tante donne nella mia vita, diciamo che le ho amate tutte, ma nel mio cuore c'è sempre un grande, enorme posto per la piccola Ketty. Ciao, ciao! Ma se ne vada, Ketty. ma se ne vada, Ciao, per ciao. cortesia, se ne vada. Red, abbi pazienza per questo incontro. Diciamo che il mio Casanova è un po' più serio. No, ma infatti è quello che volevamo dire. Adesso noi abbiamo fatto un attimo questa piccola buttad così di questo simpatico Casanova e salutiamo anche l'amico Luca Colferai, poi lo salutiamo meglio. Bravo Luca. No, però ecco, e sicuramente il tuo Casanova è un altro livello, è tutta un'altra cosa. E siamo appunto qua, Red, davanti al Palazzo Ducale, le prigioni e il Ponte dei Sospiri. E allora diciamo a te, lancia un saluto, un invito al pubblico che ci segue per il Casanova. Una settimana fa stavamo finendo le riprese proprio dentro a Palazzo Ducale della prigione dove era stato messo Casanova e abbiamo fatto tutto il percorso della sua fuga dal tetto per scappare, perché nella mia opera è tutto rappresentato dalle immagini di realtà aumentata che vengono proiettate sul fondo, per cui vedremo realmente Venezia con l'acqua. Non è finto, è un film vero che vedremo dietro, dentro al quale davanti gli attori Casanova e tutti gli altri reciteranno, quindi sarà una fusione tra realtà e teatro. E quindi vi porterò chiunque venga in tutte le parti del mondo all'interno di questo scrigno meraviglioso che è Venezia, perché è uno scrigno dei tesori, non c'è un tesoro più grande di Venezia. Guarda dove stiamo passando adesso. Noi non vediamo l'ora di venire a teatro, ma a questo punto, senti, è l'ora del tramonto, l'ora più romantica. Abbiamo parlato del Casanova, ma senti, tu se potessi essere in gondola adesso, in questo momento, in questa serata, chi porteresti con te? Beh, io personalmente porterei mia moglie, Casanova porterebbe Francesca, la ragazza di 19 anni di cui si è perdutamente innamorato, perché il mio Casanova appunto è un Casanova diverso. Ma quale musica dunque farebbe da colonna sonora? Quale canzone farebbe da colonna sonora a questo momento, ovviamente? Ma qui sai, se penso a canzoni mie ce ne sono tante, ma mi piacerebbe pensare anche a una canzone, il tema di Casanova, quando lui rientra a Venezia per la prima volta. Ed è un inedito, ci sta dando l'inedito. Lui entra dopo 3 anni di esilio, torna a Venezia e canta: Venezia è casa mia,
Venezia splendore, son tornato e non andrò più via. Grande, grande, grandissimo, grande, grazie, ci hai ma- fatto un regalo enorme. Tu ci stai regalando delle perle ogni minuto. Adesso purtroppo è arrivato il momento di salutarci, ma Però, siccome volevi chiedere una cosa in sì, particolare? io ho una cosa Ah, sì, in vai, particolare, dimmi, perché è da tanti anni che Sì, volevo chiederla sì, prima di chiedila, salutarci, chiedila. ma Red, ma chi fermerà la musica? Ma guarda, ci stava quasi riuscendo il Covid, ma grazie a Dio abbiamo Sì, superato perfino lui, per cui Anche quello. la musica non la fermerà mai nessuno. Allora, La vita è fatta di musica. Ogni momento della nostra vita è accompagnato da una nota musicale, da un ricordo, e non potremmo vivere senza. Pensa cosa sarebbe stato questo periodo del Covid se non ci fosse stata la musica. Assolutamente. Allora Red, noi vogliamo salutarti come ci si saluta tra amici qua a Venezia, sei più veneziano di noi altri, voglio dire. Quindi adesso noi ti diremo ciao Red e tu ci saluterai con ciao Fioi. Ok? Va bene. Allora, ringraziandoti ancora per questa bellissima chiacchierata in gondola, Red, ciao. Ciao Fioi! Ciao, Se vedremo- Red. In bocca al lupo per tutto. Grazie Ciao, Red, Red. sei Ciao, stato grandissimo, è stato un grandissimo onore. Madonna, che roba però. Ciao Red, ciao. Ciao. Madonna che roba, ti hai visto che roba? È stata una, guarda, sono emozionato, oggi è stata veramente Guarda che lei era la roba in anteprima. ci ha cantato un'anteprima, poi in anteprima il rientro di Casanova, va veramente. Allora veramente. amici, grazie per essere stati con noi oggi. La puntata sarà disponibile Ancora per ancora altri giorni, sarà visibile sempre su Facebook e sul nostro canale YouTube. Noi ci vediamo ogni settimana con nuovi ospiti per conoscere qualcosa in più di loro e del loro rapporto con questa meravigliosa città. E mentre abbiamo lasciato il Ponte dei Sospiri, noi salutiamo e ringraziamo il nostro gondoliere Nicolò. Grazie Nicolò. Il nostro Casanova nella sua interpretazione, con un vestito rosa bellissimo tra l'altro, Luca Colferai, prior grando de compagnia de Calza gli antichi. Ringraziamo l'associazione gondolieri di Venezia e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Aspetta, e anche Stefano Nicolao e tutto il suo atelier di prezioso contributo. Alla prossima puntata qui da Venezia per scoprire insieme chi monta in gondola. Ciao!